ma non quello che viene nelle nostre non quello- live, che è una non bravissima il persona. quello Quello buono. inteso come Francesco, il farabutto, il sudicio, il Pezzo di lercio, merda, il pezzo di pezzo di merda. merda. Quella è una razza a parte, un Sì. universo suo Un brutto pezzo di multidimensionale, merda, sì, autonomo, sì, quindi. sì. Allora, dobbiamo parlare con lo zio, però è sera. Si va a letto. Sì. Abbiamo fatto niente. Allora, nuovo giorno. Ah, ci diamo all'agricoltura. Allora. Ah, Ah, Gianmarco, che bella cosa. Che bella cosa quelle elettriche. riattiva pure la pompa dell'acqua, lo zio. Aspetta, a questo punto dobbiamo prima Ah, mettere abbiamo finito. Luthor Rich. Figa. Devo mettere Luthor Rich. Salve, c'è un problema di telecamera, eh? Salve. Ho attivato la Allora. chat. Ah, thank you so grazie. È vero, sta Il qua. microfono è attivo, quindi tutto a posto. Mi piace premere i Sto bottoni. solo avendo un problema con la finestra del principe, che io ho settato tutto chiudi e tutti i controller, però me la trovo sempre aperta quando avvio poi. Principe ha paura, ha capito che la zizzinella è finita, come diciamo qua a Napoli. Da buscare, già sta buscando, da finire a buscare. Non lo facciamo dall'inizio perché reggerlo per intero in qualche occasione particolare, se sappiamo che c'è il finale, ci possiamo arrivare, ci possiamo pensare. Gran finale per il, per il Gran principe. finale bello fresco. Quando esce il secondo di quello? Mamma mia. Quello dovrebbe uscire, in teoria. Quando esce? Allora, noi non ci abbiamo più niente. Iniziamo un attimo a. Vabbè, già avevi ancora 10 e 4, in realtà. Vabbè, a questo punto facciamo un carico unico. Ma noi avevamo dato la roba pure al nostro bro. Ma andiamo a controllare come è messo e gli diamo un po' di rifornimenti. Qui fa dare i soldi. Ah, dobbiamo vedere innanzitutto mo lo zio cosa vuole e che cosa sta succedendo a livello di trama. Ma qual è dobbiamo vedere il nostro prossimo steps. Arriverà anche l'impacchettatrice automatica. Arriverà anche Sì, sì, con calma, Gemma, un passo alla volta. e risolveremo tutto. Ecco. È un duro lavoro, ma qualcuno deve All'inizio i farlo. sacrifici vanno fatti, Gemma, in un modo o nell'altro. Allora, dai, 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 dai. Minchia, ci abbiamo fatta giusto giusto con le bustine. Sì. Allora, ecco qua. Là. Prendi tutto. Ora. Allora. Ah, boh, ce ne hai altre 7 e c'hai $123. Allora, visto che ce ne hai altri 7, a questo punto noi ci abbiamo un po' di queste. Sì, si possono sommare. Ok, ecco qua. Allora, Gianmarco, prego. Nel frattempo puliamo in negozio perché. Eccolo qua. Minchia, ragazzi. Poi è stato con meccanico. 4 Soul Diesel e ce ne abbiamo 14. 40, A 80, posto. 160, sì, assolutamente. Allora, andiamo oggi nel pomeriggio. Vediamo un attimo se arriva qualche altro ordine, se no andiamo un attimino. Quindi alle 14. Se per le 14 non No, ci a arriva breve nessuna inizia. chiamata. Ci dà pure l'extra se facciamo consegna rapida, lo zio. Ok, allora. Vai oggi, skateboardalo! Allora, ciao zio nel frattempo. Ok, adesso si fa sul serio Gianmarco. Sì. Ok. Ok, va bene. Allora, ci facciamo i soldi facendo una giornata di lavoro. Ok, tu sei in alto. Behind Thompson Construction. Eccolo qua, eccolo qua. Aspettiamo che starta, mo starta. Possiamo già dargliela. Sul Fai quello che stava a dire, diesel. 4. Ecco qua, tieni. Dai. Guarda, oggi chi se ci possono mangi $20 se facciamo. A posto. No. Allora. Tu Un altro. venduto. Questo è Oggi vecchio. cai di culi, ne vuole altri 4 per altri 190. Va. Ok, vai. Subito. Vai di pomeriggio. Starta in 38 secondi, così raggiungilo.
Vai, per il potere dello Na, skateboard. na, 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 Di na. fronte al motel. Oh no, problema. Di fronte al motel. Quindi qua devi venire. E lui? Sei tu, sei tu, sei tu. No. Ok, non si... Guarda, già siamo pronti. Si chiama Kyle. Si Siamo chiama. pronti, Kyle. Kyle. Vai, Kyle. Sta Allora, ancora fattissimo. Dai, allora. io. Altre 4 di Sour Diesel. Grazie. Piccolo bonus. Perché La mia no? ne ce l'ha pagata 2,10 lo zio. Allora. Mica male. Quindi Abbiamo ancora un po' di merce. iniziamo a toglierci i soldi da tasca se passa la polizia Sì. o quant'altro. Se abbiamo fatto comunque un bel po' di vendite. Tanto al momento contanti non ci No, al servono. massimo preleriamo. Allora, c'è nessun altro? Allora, a questo punto, lo sai che ti dire pure, Sì. iniziamo a produrre un altro po'. Lo zio, visto che noi iniziamo a fare i soldi, ci dai. Aspetta però, prima di comprare, fai prima lo step della mixing station, che può Facciamo essere prima che ti questo? sblocca qualcosa, Ok, sì. ok, allora. Può essere che sblocca delle robe. E tu, Bulbo, la mixing Vabbè, station, quanto sta? Non ce l'ha? Eccola qua, 500 dollari, capa da cazzo. vacca. Va bene, Gianmarco, siamo dei giovani imprenditori e abbiamo lavorato bene, quindi abbiamo i fondi. Poi il prodotto lascia stare il prodotto. Vabbè, possiamo fare ancora un bel po' di soldi. Allora, a sto punto, no, mettiamo qua, dai. Ok, vai al gas smart. Il gas smart stava da questo lato qua. Dobbiamo fare presto prima che finisce il tempo. Un momento, Sam Thompson. Aspetta, a questo punto. Il gas è quello là. Giustamente, la benzina. Ok, allora che cosa dobbiamo comprare perché abbiamo 101 dollari. Ok. Mixing ingredient. Oggi è vero che ci devi aggiungere le cose, quindi ci metti Paracetamolo. il paracetamolo. Oggi prendine uno di ognuno. Allora. Non costano assai. Ma Ok, alcune cose le metti sul pallet fuori perché non abbiamo lo spazio. Ok, è rimasto solo la ciambella. Allora, start a new mix. Quindi dobbiamo comprare comunque delle piantine. Ma vediamo che cosa ci cerca là. Ah, aspetta però. Aspetta. Abbiamo 2 messaggi. sì. E queste le facciamo domani mattina. Ce le accumuliamo e domani mattina ce ne L'altro facciamo tutte bisogna- consegne. L'altro quello dietro. 11 oggi. Per 400. Sì, sì. 11. Aspetta, prima di accettare. Non fa un attimo un calcolo. Noi le vendiamo a 30, questa è quella di livello 1. Sarebbe ci dà 100 in più. Anzi, ci dà 70 in più. No, ci dà 40 in meno. Fai una controfferta, lo zio. Ok, vai. A quanto? Fai 4,20. Ok, accettato. Domani mattina. Già avuto sconto di 20 euro, lo zio, però almeno una Ok, 20 euro va fammi bene. recuperare. Su. Allora, li togliamo dalla vendita Sì. per non avere problemi con le scorte che ci abbiamo in magazzino. Che poi il magazzino sei tu. Siamo, sì, autogestione. Sei Insomma, stato? facciamo tutto noi e dobbiamo pure rientrare perché se inizia a venire la polizia. Vai, vai. Ah, c'è il terriccio e questo è quello là un po' di me. Quindi non prende tanto bene. Molto più potente, lo No, zio. già, ma piano piano ci facciamo i soldi, aspetta. Allora, quindi abbiamo preso di sicuro il prodotto che ci ha fatto andare allo step successivo. Allora, Dobbiamo capire come funziona. quindi facciamo weed e paracetamolo, quindi ci servono le piantine, domani mattina le dobbiamo prendere. Così andava a mettere per schizzo magari della spacchetta. No, no, già ma dobbiamo mettere proprio la piantina. Peccato. E va bene. Allora, a sto punto ce ne possiamo solo andare a dormire, penso.
Chiudiamo la porta, salviamo. Non è ancora il momento, qui non c'è niente che possiamo fare. Allora, a questo punto, aspetta, volevo fare un attimo di ordine in un certo modo. Allora, un attimo queste qua. Metti queste qua, che tanto al momento, così in bella mostra in esposizione, perché no? Ma poi in piedi! Perché no? Va bene. Come fanno a stare in piedi? Ok, allora, quello attivalo. Così fa lui. Bravo. Tu sei pieno d'acqua? Ce l'ha ancora, ce l'ha ancora. Ok, allora. Tu sei pieno, tu sei qua, questo è tutto sistemato. Allora, nell'inventario per domani ci mettiamo. Uno già l'abbiamo messo lì dentro, Sì. quindi non ci serve niente. Questi qua che dobbiamo andare a fare le consegne e le due bustine mo ce le mettiamo già qui dentro, così già abbiamo la postazione con due di queste e risparmiamo uno slot nell'inventario. Allora, dai, facci andare a dormire, dai. Tu hai quasi finito le scorte, ma quello che rimane ti diamo tutto a te, così noi nel frattempo ci andiamo a comprare le piantine e portiamo avanti la storia. Forse le potevamo già ordinare, però può essere una ritiro pacca. Allora, Gianmarco, sì, mi piace la tua idea. Zio, Quindi sì. Addirittura non li possiamo ordinare. Quanti ne possiamo ordinare? Niente. Abbiamo un debito di 2,95. Allora, con questi ordini domani mattina ci paghiamo il debito, torniamo 0 e 0, che prendiamo comunque bei soldi, solo con Sì. quello 4,20. Paghiamo il debito come giusto che sia e compriamo altre piantine. Arrivato ad un certo punto, sì. Che è successo? Ha finito i prodotti. Ok, ok. C'è un inseguimento. Cazzi loro, noi andiamo a dormire che domani mattina abbiamo molto da lavorare. Allora, si fanno un attimo prima le consegne e siamo saliti di livello. Vabbè, già ce l'avevamo. Ok, ci sono altri clienti che sentendo delle nostre gesta stanno iniziando a fidarsi. Allora, a sto punto, grandi consegne super rapide. Ok, tu eri andato a dormire? Noi già siamo qui. Allora, tu cosa devi avere? 11 hash. 11 di oggi. Questi qua. E sono 11 di questo. A posto. E vai bene sempre tu. Ricordati. Abbiamo fatto pure scondere in euro. Merda. Poi a questo punto dietro taco, quindi qua dietro dovrebbe essere, e tu ti prendi 3 oggi hash. A posto, noi facciamo così. Così, noi facciamo così, guarda. Andiamo qua. Andiamo qua. Allora, Benji, intanto dacci i soldi che hai preso e sono altre entrate. Poi facciamo. Senti, nel frattempo, vediamo, sai di questo. Di questo. E che vai a vendere tu. E questi te li inizi a vendere un attimino così. Poi a questo punto diciamo, lo zio, tu abbiamo risolto. Questi erano in contanti? Sì, ok, così. Cash. Dietro al denardware. Ok, quant'era il nostro debito? Fai ordina. Aspetta, tanto abbiamo i contanti. Ce lo dice là. Sì, vabbè. Ma c'è $1.000 in contanti. Allora. Mo facciamo anche grande ordine, un attimino più... Se l'è preso? Ah, vai in automatico. Ah no, quello ce lo ricordo ogni volta. Non dobbiamo prendere l'appuntamento giustamente per pagare. I soldi se li prendono sempre con piacere. 2,95. Posso mettere un costo preciso? Change amount. Aspetta, fai così, guarda. Senti, 300. La mafia locale non dà resto, però va bene, Gianmarco. Vabbè. Allora, salve. 1, 2, 3. 195 siamo a posto per un bel po'. Poi, se tu sei d'accordo con me, io direi di risolvere due grandi problemi. In questo modo qua. Ci ha dato il resto.
Ah, no! Gli anticipiamo i soldi. Ah, boh, allora è onesto. È onesto, se segni e cosa. Qui la criminalità fa fare in È un modo onesto. Va signore. bene. Allora, Vabbè, depositiamo tutto. tutto. Ci servono le bustine, così. A questo punto, frizzi frazzi, grandi spese per ragazzi. Facciamo, visto che ci abbiamo bei soldi, prendiamo 2 di questi e ci risolviamo il problema dell'acqua definitivamente. Sì, già, ma adesso si entra in grande produzione. Va bene. La merce è già ordinata. Sì, Tutto quello ce l'abbiamo, una cinquantina di sempre. bustine. Siamo a 4,50 più noi dobbiamo fare 6 produzioni, quindi 6 di Però già ce l'hai, questi. ricordati il terriccio. Li tagliamo in più, già, ma per quello che costano ce li mettiamo a terra. Come potenziamenti viene troppo. Non fa niente soldi, così se ci servono i soldi, questa ammazzi. Allora, tu hai detto che alcuni già c'erano. Sì. Ok, facciamo un primo ciclo più veloce per vedere quanto effettivamente fanno di differenza e che se conviene li aggiungiamo ogni volta. Ok, allora, alcuni oggetti li ha messi qui sopra, quindi dobbiamo fare 2 viaggi. Ci devono far sapere mo quando dobbiamo andare a ritirare la merce, quindi noi mo adesso ci facciamo qualche upgrade. Invece basterebbe un galoppino che ci scioppa la roba già. Già, ma noi andando avanti quello mo dovremmo sbloccarci, quindi... Allora, aspetta, facciamo così. Mettiamo queste da 20 qua, poi qui mettiamo 10 e queste qua. Il soil al momento, visto che dobbiamo comunque sempre aspettare la situazione e tutto, facciamo 2, facciamo 3. Ecco qua Gianmarcone. Allora, noi adesso dobbiamo solo gli ordini qua. Ci siamo riforniti di bustine, cioè abbiamo le cesoie, dobbiamo andare a prendere gli altri prodotti e li prendiamo mo uscendo. Qui con l'acqua si riempie in automatico e a questo punto possiamo anche pensare di posare questo qui, visto che al momento non ci serve più e ce lo teniamo per il futuro. Le cesoie ce le teniamo, questo lo mettiamo qua e ci teniamo lo skateboard. Ma poi non ancora spazio queste cose, perché non ci fa usare? Allora Gianmarco, questioni di logica di un videogioco. Ma non è giusto. Lascia fare. Allora, così noi dobbiamo vendere, però se tu non ci dai il prodotto noi non possiamo fare niente. Da fare qualcosa, andiamo a raccogliere un po' di munizio. Allora, vabbè, aspettiamo un attimo. Allora. Abbiamo anche la zona nuova, oggi ce l'abbiamo, possiamo andare a vedere. E dobbiamo andare con i prodotti per farci conoscere e farci nuovi clienti, quindi... Ecco. A posto. Andiamo subito. Dietro il motel office. $2. Allora, motel office è di qua. Ok. Quindi di qua. Vai col pezzo di legno. Mamma che trick, mamma mia. Allora. Grazie. Andiamo prima che viene la polizia o quant'altro. Molto veloci e rapidi nei movimenti. Sì, vabbè. Sì, vai, sì, certo. Ma ci stai talmente divertendo che ci fanno ridere di gusto e di piacere queste cose. Allora, Gianmarco, a questo punto, se ne mettiamo questo più questo, no. Ah, no, Gianmarco, aspetta, dobbiamo farla prima crescere. Sì, ci devi mettere il ceppozzo. Allora, iniziamo a fare con quelle là di livello 1. Queste qua, iniziamo a mettere 3 di queste. Ok, allora, facciamo uno. Io almeno uno facciamo di sour due. diesel la metterei così. No, dopo facciamo il secondo ciclo di produzione, mentre vediamo se il gioco ci sblocca altro, in modo tale che andiamo sempre potenziando con gli aggiornamenti che mo ci dà. Finito atto 2. Buonasera, domani... bello. Buonasera Francesco, domani mi ci voglio mettere se ci riesco. Allora, tutto bene signor Francesco? Bello, stare in solitaria, Francesco, a casa che sei tranquillo. Allora, a questo punto c'erano i prodotti da prendere lì. Francesco, quando ci avremo l'impero e avremo tanti soldi in maniera costante, perché non lo prendi pure tu sto gioco e giochi in multiplayer con noi? Dai. Dai Francesco, dai. Non gli piace. Dai Francesco, dai. Ma non gli piace. Dai che ci divertiamo Francesco. Scusi, piuttosto compra il nuovo long drive e facciamo quello. Che almeno quello gli interessava.
Beh, compro anche quello, cioè nella promozione, Questo non nell'articolo ci si metto anche quello. già ci ha abbandonato, Lozzi, perché non ti vuole rispondere. Come funziona questa cosa? Penso che lo Ah, dobbiamo sta sopra la percentuale. mettere un pochettino ovunque. Ok. Minchia, effetto ultra rapido Ah, proprio. E allora già, ma questi, se iniziamo a fare più soldi, li dobbiamo mettere ogni volta. sì, quando siamo più che benestanti, senza problemi a comprare queste cose. Soprattutto quando potremo avere molte persone che ci daranno una mano e che Quelli da sì. soli è un pochettino difficile. Non so se prendermi a pugni, prendere a pugni gli scrittori o stendermi sul letto e fissare il soffitto e a pensare a quanto tempo ho dovuto Az, aspettare per riprovare cose del genere. az, Io France, devo trovare il tempo di giocarci, porcaccia la miseria. mi fa molto piacere sentire questo però, Francesco. Non mi sentivo così da Final Fantasy X. Porca troia, Francesco. L'ha toccata morbida. Per dirlo tu, effettivamente. Allora anche i franceschi hanno un cuore. Sono contento, Francesco, mi fa piacere che hai trovato finalmente un nuovo gioco che ti ha dato qualcosa. Ora ti Allora, devono fare solo un nuovo Armored Core, secondo me, sei contento. che ore sono? Uno ce l'abbiamo. Ce ne abbiamo anche Misa, un perché mi altro sembra questa qui. violenza? Abbiamo un altro di questo. Allora già, ma dobbiamo fare una cosa, aspetta. Ok, Francesco. Sei proprio sei un tormentato, diciamo così, Francescone. Hai emozioni vorticose. Molto bene, molto bene. Ah, lo zia, aspetta, aspetta, non compriamo questi. Ok. La fa aumentare subito al 50%, però la qualità è ridotta della pianta. Ah, Gli mettiamo il fertilizzante naturale, facciamo crescere tutto in maniera vai. naturale. Ma però siamo 3, ancora 3, poveri, lo zio. 6. Ok. No, mi sono detto fammi andare a controllare un attimo sta cosa. Un bel Allora, cesso ci vuole. tante regole che ti avevo detto. Ah, ok, Francesco, mi ricordo solo qualcosa di quello che mi avevi detto, ma ok. Non trova il tempo, ma il live porta la merda. Dio Non è Cristo. vero, questo non lo è. Ti sei fatto aggrare, hai Questo non lo visto? è. Il titolo che portiamo dopo, Blueprints, non lo è. No, Quindi, ma qualche sera di queste ce lo facciamo Expedition. Addio, mo lo posso vedere come con Final Fantasy sì, sì, ma XVI, io lo mo zio. mi libero e la sera vedo pure di iniziare un pochino prima, se ci riesco. Ogni E tanto me lo vedo con piacere, una ecco mina qua. incredibile. A posto. Ciuffettini tagliati. A sto punto mettiamo già subito in pre-produzione quest'altro qua. Vieni qui. Ok, non ci abbiamo il Vabbè, l'hai soil. comprato, quindi sta a posto. Prendiamo uno veloce, veloce, così lo mettiamo. Via. Con questo coso davanti, è Vabbè, bellissimo. lascia stare, dettagli. Dopo non sarà più un problema nostro, già No, ma ad un certo assolutamente. punto. Allora, ecco qua. Mettiamo, no, un po' di monnezza qua a terra, un po' d'acqua perché Appena finito questo serve. gioco, io mi rimetto su Final Fantasy 9. Va bene. Ah, dobbiamo comprare i Perché il cestini. 9, Francesco? Scusami, perdona, come Allora, mai se il ne 9? prendiamo uno di questi, Ah, noi stiamo creando proprio uno strain nuovo, lo sì, sì. Devi metterlo dentro e devi prendere la pillolina che sta là sotto, il ok. paracetamolo. Anche dei tachipirine. Ok, ci mette del tempo, quindi mo creiamo una varietà Questo è il particolare. nostro strain. Lo sì, possiamo cambiare il nome. Possiamo fare le droghe personalizzate. Ce l'ho, ce l'ho. Questa è Slippery Sì, quindi è e vale 55. strisciante e scivolosa. Ok, Questa è proprio lei, la Greco. ok, allora. Ah, ok, ok. È quello che più viene richiamato. Non lo sapevo perché non lo conosco io Final Fantasy 9, Francesco. Ok, quindi adesso poi possiamo. Il Gustav. La prossima la chiamiamo Allora, Gustav, aspetta, Francesco. aspetta, aspetta. A questo punto l'altro Ah, dobbiamo oggetto recuperare la era. ciambella, così. Ce l'andiamo a prendere domani mattina, tanto gli oggetti Ah, stanno di là. A la Coca-Cola è questo punto, interessante, però, no, Coca-Cola no, è soltanto giustamente per noi. Però stanno negli ingredienti. Forse la banana a questo punto, aspetta. La banana, per il sapore. Che noi non abbiamo un sistema di energia comunque. No, invece sì, No, oggi stai sbagliando lato, tu devi metterlo in mixer. c'hai ragione, c'hai ragione. Sei un babbeol. Proviamo un altro di questi. Vai. Fu.
Metti la banana. Oh, c'è chi la taglia col fentanyl e chi la taglia con la banana. Però metti tutto nel mixer e si crea. Eccola qua. Questa è la Gustav. Ok, Francesco c'è la banana. Gustav. Ok, a posto. Questa è la Gustav. Quindi noi adesso, se E la andiamo Coca-Cola la puoi qui... usare, zio. Non ho capito? La Coca-Cola quindi la puoi usare. Allora, aspetta, voglio liberare un po' l'inventario Vai, che vai. iniziamo ad avere un bel po' di cose in mano. Ma come cazzo è scritto Gustav? Ah, non è vero, manca la E alla fine, lo zio ha ragione. Ha ragione però. Aspetta, poi dopo la andiamo a rimodificare. Va Hai bene, va ragione. bene, hai Non me ne ero ragione. accorto, Quando uno Francesco. ha ragione, ha ragione. Capita poche volte con te, però stavolta hai ragione. Vai. Hai ragione. Allora, Francesco, me. iniziamo a fare così, facciamoci un po' di spazio togliendoci qua. Tanto non abbiamo un sistema di sonno, quindi se restiamo svegli tutta la notte a fare queste cose è solo di guadagnato. L'avevo visto da Dario, Francesco Allora, l'annunciò. poi, Che l'autore di Lupin ha annunciato il film su Zenigata. dove c'è un trailer già, Francesco, per favore, da qualche GTA non ci parte? caga il cazzo per un altro anno. Mamma che bella È giornata. vero, sono stato occupato tutta la Sì. giornata, data di GTA rinvio all'anno prossimo. Ho detto, che cazzo è successo? Mi sono arrivati messaggi ovunque. Onesto, meglio per me pure, così mi gioco altra roba e mi interessa di più, Allora, sinceramente. a sto punto, dammi la Coca-Cola. Sta Coca-Cola pazza. Ok, tu. Oggi push. Vai. Ecco qua. Proprio un modello Fast and Furious Sta stasera. arrivando. Vai. E quella la prima era Greco, Ciccio Greco è ritornato. Questa è la variante, no? È la variante perché è simile, ma è cambiato un ingrediente. Questa è la Ciccio Greco. Questa è la Ciccio Greco. A posto. Quindi noi adesso possiamo imbustare tranquillamente I tutti nostri nuovi questi qua. strains. Ok, allora, quindi se noi mettiamo qui, facciamo in pacchetta, e ci dai questo qua. E noi abbiamo la Gustav, questa è la prima versione, Sì, quella là. Gustavo per il primo steps. Poi, allora, a questo punto, La Ciccio Greco. a posto, Qua, bella che imbustata. E poi la Greco. facciamo il pacchettino, e voilà. Ci prendiamo queste e iniziamo a prepararci il tutto. Messaggio bloccato. Aspetta, gli ha bloccato un messaggio così. Che cosa hai scritto? Che hai scritto una parolaccia. Che cosa hai scritto? Mi scrivi. Ma sti cazzi, cancellate questo gioco. Rifiuto. No, volevo leggere. Ah, scusa, pensavo già l'avessi letto. Scusami, scusami. Vabbè. No, è un bel gioco e non se lo merita sto trattamento, Francesco. Francesco, non fare il Grodol. No, ma per quello che costa è fatto in maniera alquanto divertente, Ma se li non merita i sta parlando di soldi. questo gioco, lo zio. Sta E di parlando quale? GTA. No, ma non sappiamo manco come è fatto fisicamente, abbiamo visto solo un trailer. Che ci vogliamo lamentare di GTA che poi forse potrebbe uscire un titolo bello? Per piacere. Mamma mia, il secondo che ce lo compro e cago dentro la custodia. Ci può stare? Almeno aspetta di vedere com'è. Magari potrebbe piacerti questo nuovo, chi lo sa. Poi ci gioco, ma nel dubbio ci piscio sopra. No, tu E se prima fai ci pipì giochi sopra, e com'è? poi ci fai pipì sopra. Poi non funziona più, Francesco, Poi ci non fai te lo pipì possono sopra. cambiare pure per la garanzia e cose varie, quindi... È un casino dopo, bro. Allora, queste qua abbiamo messo tutte le bustine che avevamo. Ci iniziamo a liberare un pochino lo slot di là. Fanculo GTA. Ci può E stare. questo l'avevamo capito che tu eri per quella situazione lì, però no, Francesco, non c'è La bisogno. troca, sì, setti. Stiamo Ciao Settone. facendo... Sì. Sì, Ok, dobbiamo vedere la prossima combinazione, dobbiamo fare la setti. la setti. Sì. Vediamo che effetti dà. Allora, Noi la Gianmarco, chiamiamo siamo 7i. pieni. 7i. La 7 perché 7. Allora, senti, visto che dobbiamo restare svegli a sto punto, apriamo il mercato. Allora, Come va vendiamo. ragazzoni? Tutto bene? Setti a noi. Abbastanza bene, Setto, grazie. Voio? Ci dice anche la ricetta così ce le Top. possiamo ricordare. Allora, la Gustav la mettiamo in vendita a 50, anzi 45.
Vai. 45. La Greco la dà addirittura a 55 per la varietà e per la qualità Sì. del prodotto. Lo mettiamo a 49. Az. 49. Queste sono le altre che dobbiamo ancora sbloccare. La Ciccio Greco che lui dà a 46, ne la diamo a 40. 43. 43? 43. Ok, 43. Allora, la Ciccio Greco è in vendita, la Gustav è in vendita, la Greco è in vendita e abbiamo la prima e mettiamo in vendita. Senti, se Prego, non stai ragazzi. giocando Expedition 33, la tua vita è forfait ed è tempo che ti defenestri. Allora dobbiamo pulire un po' qua dentro, Vabbè, sembra un po' eccessivo, Francesco, addirittura di defenestrare. No, Francesetti sta dalla parte dei buoni, di sicuro lo giocherà e gli piacerà tantissimo anche a lui, quindi vai tranquillo. Settone è persona di fiducia, a Oggi differenza Fabio di Prince, qualcuno. certo che si fa, Setti. Certo che Se si fa. tu, sono successe un paio di cose in questi giorni, tu non immagini in che situazioni ci siamo messe. Se tu, grandi problemi. No, oggi Expedition se non sbaglio. Questi giorni, Francesco, lo facciamo anche domani, non è un problema. Francesco, tu che non conosci le gioie del principe, taci. Taci, Francesco, taci. Altrimenti purtroppo tocca far bannare l'account di Steam. Non far Perché, bannare Francesco? niente, non fare cazzi, Francesco, per Mi piacere. sembra eccessivo, tra l'altro. Io gli ultimi giorni ero ubriaco, non sono potuto entrare. Se ti hai fatto bene, sei un vero signore. Vai tranquillo. L'importante è che ti sei rilassato in questi giorni e che va tutto bene. Va. Tanto noi qua restiamo fino a quando non cade un meteorite sul palazzo. Allora, il pusher come è messo? Ti portiamo un po' di riassortimento a te. Ok, messaggi. Non c'è nessuno sveglio a quest'ora. A sto punto andiamo a dormire. Minchia, sì, tra poco inizio pure una scena di bello. A posto. Brava, beata a te, se tu gioca anche per me. Allora, fatto Nanna. Tanto poi ce la faremo anche io e Francesco la nostra sessione di D&D. Ok, allora. Oh, aspetta, però a sto punto noi abbiamo questa qua che abbiamo recuperato dagli scaffali. Dobbiamo fare un po' di spazzatura però, così questa casa fa schifo. Mo' di fatti li compriamo, dobbiamo anche liberare qua. Allora, poso un attimo questi qua e prendi 2 di soil. Ne aspettiamo ordini o altro. Mettiamo questo che dura 2 volte. Io te l'avevo proposta, tu sei che non vuoi farlo online. No, faccio, ma intendevo su Baldur's Gate, dicevo. No, D&D online non mi piace, vedi, ci ho già provato, non mi piace. Sarebbe fattibile, ma se non piace, non piace. Io come mio pet è tipo la mano degli... Setti fallo. Ok, apriamo un pochino l'acqua. Sono contentissimo. Mettiamo questa qui e iniziamo a recuperare un po' di tempo qua. Mo, spazio qua liberato e piantina. Ma poi continua a fare, tu sei gay e non vuoi farlo online. Ma poi, cioè, che significa? Mamma, quanto sei un ingurgito. Facci, ma perché? Francesco, troppa rabbia nel tuo corpo. Calmati. Stai tranquillo. Ma quando siamo su Discord sta normale. È calma e piacere. Sì, vabbè. È carattere. Domani sento il master se posso farlo. Dici al master che se non lo fa se ti cago sull'uscio di casa. Proprio cacca. Avete saputo di Xbox? Che è successo, Setti? Ah, sono aumentati i prezzi. Di che cosa? Di console e tutto, di una cinquantina di euro. Ah, faccio cazzo. Mamma di Pompei. Allora. Gianmarco, ho preso oggetto interessante. Questo è per raccogliere... Sì, ti raccogli monnezza. Quanto hai pagato solo? 30. Vabbè. Ma questo è broken. Lo svuoti. Allora, no, dobbiamo un attimo capire le cose, però se lo facciamo in alto così... Ok, basta buttarlo diritto. È aumentato di 100, Francesco. Io ho letto solo Serie S, poi ho detto mi devo informare, ma sono stato un po' tanto occupato con il lavoro. Addirittura 100 euro per le altre. 50 i giochi first party saranno a 90 euro. Ok, allora avevo letto male. Vabbè. Nel senso che avevo letto sta cosa ma non ci volevo credere, ho detto aspetta, fammi informare meglio. Se voi mi confermate che è vera sta cosa, aglia, questo è un problema. Poi first party di Xbox 3. Questo è un attimo un piccolo problema. Allora, questo vuole 4 Gustav per 2,20. Ce ne abbiamo una. Se ne possiamo dare una per 50.
sta? Noi abbiamo messo a 45. Senti, Facciamola 40, 40, 40, 40, 40. vuoi una 40? Ciao, ciao, ciao. Allora, Quello che hai detto tu era per l'America, per te di più. Yo ho ho, porto di cuore a Binks, piratando i giochi, sì, vento in poppa arriverà ed io piraterò. non mi sembra il messaggio corretto da dare. Forse magari c'è da fare le cose in maniera diversa, chi lo sa. Ma tu funzioni pure con questo, allora aspetta. Allora, c'è un attimo da capire alcune cose, però è molto utile sto oggetto, Posso dire Gianma. di essere d'accordo? Senti, tu puoi dire quello che vuoi. Ma senti, tu più di tutti davvero sei libero di dire tutto. Tu, tu, Solo tu. solo tu. Questa monnezza. Ecco qua. Ok, allora questo qua, mo ci organizziamo pure Serve l'inventario. altro spazio. Mo ci andiamo a buttare tutta sta roba qui. Mo ci compriamo un altro armadio con i soldi che dovremmo. Che vuole lui? Vuole una 5 ciccio greco per. Così le devi Allora, togliere quelle là. senti. Fair price dice a 200. No, No, perché tu devi mettere una. una a 46. Ma voi a 46 è una prova? Vaffanculo. No, sì, toglile, toglile. Questi non se le prendono così. Allora, la greco la togliamo, la Gustav la togliamo, la ciccio greco la togliamo e al momento ci teniamo solo la 1. Allora, queste qua le mettiamo qui al momento in esposizione. Ci mettiamo questo qua. Questo ce lo teniamo fisso, Dai. che è utilissimo. Questo per Ma scusa, raccogliere. ci sono quelle vecchie, buttiamole. Non so se me le fa Hai buttare. pescato a destra. Ok, a posto, fatto. Non ci avevo fatto caso pure nei menu questi Ci ho qui. fatto caso prima io a questa cosa. Allora, ecco qua, cogli monnezza. Tanto te lo puoi portare anche appresso e quanto io a 100 lo svuoti. I giochi da 40 euro conquistano il pianeta, sono d'accordo. Va bene, va bene. Vedremo un attimino se per caso qualcuno prende un attimo di nuovo l'uso del cervello e si rende conto che si sta un attimino esagerando su queste cose. Ho contattato Benji, lo zio, vedi che vuole? Allora, Il dealer. Ha finito i Dobbiamo prodotti. venderci anche i soldi, tra l'altro. Allora, senti, qua non sta chiamando nessuno oggi per questa. Io sai che ti dico? Dica. Allora, 8 gliele diamo a lui. Sì. Gli diamo pure le altre 8 là. Tanto non le abbiamo ancora neanche messi in vendita e non ci abbiamo. Anzi, no, facciamo così. Facciamo così. Francesco, no. Allora, Smettila. intanto dacci sti 3,90 che ci servono. Poi, Mamma mia, non vedo l'ora di vedere il prezzo di GTA solo per riderne quando metterò il link del torrent. beh, aspettiamo da qui a un anno, vediamo che cosa Eccessivo, succede. Francesco. Allora, Gianma, gli do tutte le 18 di Ma queste. Francesco. Ci togliamo la vendita di queste che sono quelle che vendiamo a poco. E queste qua. Se gira sul mio PC, ma secondo me ti gira, Francesco, a te. Ok. Sei fatto comunque un PC non indifferente, credo ti giri. Oh, attenzione. 2 per 80. Sì. Vai, facciamo pure la consegna adesso. Ok, al campo da basket. Ed è proprio qui da noi. Dov'è? Arrivo un attimo alla fine della storia e poi decido se comprarlo o no. O no. Non mi sembra il caso. Compralo, se non ti piace dopo le prime ore chiedi il rimborso. Facile. Dov'è il problema? A posto, fatto. Allora dobbiamo parlare con lo zio al telefono per mandare avanti il tutto. Magari ci sblocca gli aiuti. Allora, che ore sono? Per 23, quindi facciamo altri 10 minuti e poi switchiamo. O se no appena ci dice qua una cosa. Aspetta un attimo, amico. Allora, aspetta. Diesel accetta e toglila dal mercato. Consegniamo adesso. Andiamo. Francesco, ne.
Dove sei? Tu sei quello verde. Tu sei di qua. Salve. Tu ne volevi 5. Lozzi, aspetta un attimo che... Sta iniziando a diventare veloce o sta iniziando a chiedere spesso sto Allora, fatto? aspetta, guarda, noi che siamo personcini a modo ed educate. Allora, facciamo in questo modo qua. Andiamo qua dietro. Allora, noi ti dobbiamo 190. Facciamo così, prenditi 200 È Foces. e tieniti lì così. Ludwig. E qui, Delta allora... 1 25 euro voglio ricordare. Sì, Francesco. E poi c'è Monnezza a 90 euro. Deltaro, che belle parole. Mamma mia. Ragazzi. Mamma mia, che belle parole. Allora, parliamo con questi qua per capire cosa ci ha sbloccato il gioco. Queste sono tutte zone nuove, quindi altre cose da fare. Allora, qui che cosa facciamo? È anche lontanuccio dalla nostra zona, eh. Sì. Allora, qui... Salve. Ciao Marco. Ok. Va bene, quindi Marco... Ok, se abbiamo un veicolo possiamo rivolgerci a lui. Sì. O che giustamente di fronte si comprano le auto. Allora, c'è il concessionario. Lei fa La karate? Russo? Se lei fa karate ne possiamo parlare. Mica Allora, stiamo parlando di spaccio simulero dei cabasisi miei. quanto costano i veicoli? Sì, tua sorella. Sì, un giorno forse, chi lo sa. Ma un po' too much. Poi io li voglio provare comunque i veicoli in questo gioco per vedere un attimino come funzionano. Un attimino. Allora, questa qui penso che sia la cosa più interessante su cui dobbiamo investire, ossia comprare degli edifici che ci generano un attimino delle risorse. Quindi, salve. Allora, ciao Ray. Vogliamo comprare una proprietà? Possiamo avere queste abitazioni nuove, il warehouse sarebbe proprio il posto dove ti fai il mega laboratorio, oppure possiamo comprare come business la lavanderia, l'ufficio postale, il car wash e il taco Tickles. Costa troppo. Costa Vabbè, troppo. Gianmarco, va bene, va bene. Come si fa a fare Allora, questo ecco qua, secondo me? guarda, tu vedi tutto qua. Allora, un posto auto, possono entrarci al massimo 5 persone, quindi c'hai 5 persone che ti danno una mano. Mica male. Di qua c'hai quanto quelle che ti vai a comprare e poi Sì. ti vai a recuperare i crediti in qualche modo. Quindi ci sono ottime possibilità per il futuro. Allora, la nostra ditta Droga SPA sta andando un attimino per bene. Beh, Tu cosa vendi qui? Ah no, hai ah, chiuso. Allora, torniamo alla base prima che ci ferma qualcuno e parte l'inseguimento tipo GTA, ma nel modo sbagliato. mannaggia. Cioè, Gianmarco, stiamo rischiando, Gianmarco. Gianmarcone, Gianmarcone. C'è anche il coprifuoco. Corri a casa, giovane venditore di droga che si vuole riscattare socialmente. Corri a casa. Vai, no, non ti fermare, lascia stare gli altri. Allora, noi che siamo in discesa. No, signor poliziotto, tutto bene, stia tranquillo. Una normale giornata ai quartieri spagnoli. Tutto Circa, bene, tutto a Francesco. posto. Allora, Ovvia poviglia. Vabbè. allora, si va a Vai, senti, ti letto. aspettiamo. Sì, tanto mo salviamo e inizio a switchare un attimo al principe, quindi il tempo che fa tutto il cambio, vai tranquillo che siamo ancora qua. Allora, salviamo. Gianmarco, siamo a posto. Abbiamo sbloccato altre cose, abbiamo Vabbè, fatto dei miglioramenti, abbiamo dei nuovi obiettivi, ma dobbiamo puntare in alto. Piano piano vediamo un attimino di sempre. arrivarci. Allora, mo è il suo momento. Mo Dai, tocca a lui. dai Roma, dai. Allora, Gianmarco, sei pronto? Sei carico per il principe stasera? Sì. Allora, stasera gli dobbiamo dare una botta grossa, se possibile.
Ok, se lo dovrebbe prendere. Se l'è preso. A posto. Allora. Oi, ciao Vito, buonasera. Buonasera. Allora, Gianma, cosa puntiamo stasera? Boh. Il primo avvio non se lo prende mai in automatico. Marco, io te lo sento tornare. Non posso fermarmi? No, che sta facendo? Tutto bene, Vito? Il pozzo sta tornando? No. Qualche altro commento, qualche No, altra cosa che ti è arrivata, no, ma France? inizia a parlare in napoletano di nuovo. Mo inizia a No, parlare. France, già hai fatto gli esami ieri e ti abbiamo bocciato perché non lo sai parlare. Non ci provare, per piacere. Non sei ancora adatto per riuscire a parlare napoletano correttamente, quindi non è che io ho parlato qualche volta. No, non funziona così, Francesco. Ah, mi fa piacere che sta andando bene, Vito. Anche perché se accade questo vuol dire che alle persone piace, stai portando delle cose di qualità e quando la qualità va avanti a noi fa sempre piacere. Ma la Francesco non lo sai parlare, lo sta per scrivere in France, no, napoletano. no. Allora, Gianmarco, Toolshed Trading Post o Casetta del Poverello? Ma a sentimento. Toolshed. Noi dovremmo cercare di fare, come sempre, martello e pala già dall'inizio. Dovremmo cercare di fare solita cosa, pull room. E dobbiamo continuare a segnarci le stanze. Ci mancano re e regina. Allora, oltre la pump room, dobbiamo trovare il nome del signor Ruota da qualche parte. Dobbiamo trovare i microchip che non sappiamo manco lontanamente dove stanno. Ah, ok, buono, buono. Quindi pure che coinvolgete le altre persone a sto punto. Allora, c'è un trunk già dall'inizio e ci abbiamo il martello. Dai. E ci esce libreria con i libri, sarebbe una bella cosa. Sì, sì, Dai. sì. Questa non ci siamo mai neanche entrati. Dai, un premio perché la prima volta... Gianmarco, Gianmarco, aspetta Gianmarco. Allora, una roccia e non ci serve a niente. Poi c'è un altro Vado a pedone. leggermi. Oh, attenzione! Vado a leggermi un po' di One Piece quando poteva essere letto e non insultato. Ora non sono nota e a tutto il team. Vabbè, Molto se bene, leggi One meraviglia. Piece a noi fa piacere, Vai, Francesco. Francia, ci sentiamo dopo allora nel caso. Oh, Facci guarda sapere come Vito, va. personalmente io non seguo tanto il calcio, però mi fa piacere. Ho sentito che comunque sta andando bene, quindi molto bene così. Verde. No, ok, devono andare i verdi ai lati, ma come vi muovete? Ok. No. Allora. Oggi questo qua. È un insieme di puzzle da fare in un determinato modo con altri puzzle che ti sbloccano altre cose. Questa mo è una stanza nuova e c'è un bonus qua dentro. Mo dobbiamo risolvere sto enigma un attimino. Sappiamo che devono andare le zone verdi qui nell'angolo, ma bisogna capire come spostare questo. Ecco qua, fatto. Quindi Gianmarco, aumento della paghetta, altre 2 monete al Vai. giorno. Allora, dobbiamo fare, devo aprire un attimo il documento, scusatemi. Se ce lo mettiamo sotto e continuiamo a salvarci gli indizi. Allora, quindi solarium e c'è un pedone. Ok. Allora, Eccolo qua.
Francesco, non è Forza cosa Paolo tua. sempre, che sta Francesco, non è cosa tua. Tutia non perdere mai. Tutia non è napoletano, Francesco. Mister Ragul, Mister Nogula. Che sa vende sempre. C'è c'è un consiglio su qualcosa da aprire dopo. Guarda, già l'abbiamo fatto. Guarda, ci serve una vita a fare questo qua. Gioco, siamo avanti sui tempi su alcune cose. Però va bene, ma adesso tu ci dai stanze più rare, quindi la run è iniziata bene così. Allora, gioco molto birichino. Puoi aggiustarlo. Sì. Allora, cappella, ma non entriamo. Vediamo qua che cosa ci esce. Allora, è tipo una caccia al tesoro, ma dobbiamo fare tutta una serie di puzzle non in sequenza, cercando di capire noi gli indizi. Mo ci mettiamo questo e ci prendiamo un po' di risorse da qua. E siamo a posto. Lanciamo. Qui ci manca ancora il codice da trovare. Lanciamo la paga in modo tale che troviamo più soldi in giro. Spread gold, ok. A posto, floppy non li abbiamo. Qui abbiamo altre monete. Pure puntare luxury non sarebbe male. Poi c'è qualche... Fammi vedere bene se c'è qualche pezzo di scacchi. Allora, qui no. No, ce li ho dei film nell'elenco dei film da vedere. Ancora non ho avuto modo di vederli, ma so che sono fatti molto bene. Qui niente. Qui niente. Qui niente. C'era la foto, ma già l'abbiamo esaminata. Qui niente. Sulla scrivania. No, no, Gianmarco, qui non c'è un... Aspetta un attimo. No, nel cassetto neanche. No, qui non c'è... Eccolo qua, aspetta, aspetta. Stava qua... Questo chi è? Il re, questo è il re. Ok. Questo dovrebbe essere il re. Quindi nell'office c'è il re. Quindi chi ci manca? La regina, no, zio? Ok. No, neanche uno dei due, niente. Però ce li ho proprio domani mattina pronti. Come c'ho un pochettino di tempo e so che me li posso godere per bene, me li voglio un attimino vedere, perché ne ho sentito molto parlare bene. Allora lo zio, se l'ufficio c'aveva il re, che era l'ufficio del bisnonno, la stanza da letto della signora c'ha la regina, lo zio. Dobbiamo vedere un attimino di metterle, avere sta conferma per organizzarci la run. Mela. Molto buono. Tanto siamo pure qua vicino. Molto buono. Molto buono. Principe è troppo buono stasera, Ci siamo anche sudati un bel po' di stelle in tutte queste Allora, ore. Quindi voglio le mie iniziamo a prendere qua, tanto abbiamo il martello. A posto, grazie gioco. A posto. Gioco gentilissimo. Allora, siamo carichi come la merda, direbbe il saggio. A questo punto ce ne andiamo di qua. Il gioco giustamente poi gli fai il complimento, poi è un figlio di bottana. Andiamo di là, abbiamo solo gli ingressi. La metto gli archivi e ce la teniamo qua in posizione strategica. Non entriamo adesso, ma proviamo prima un attimo a salire di qua e vedere che cosa ci esce. Roma andrebbe cancellata proprio dalle stanze. Allora, non ci entriamo proprio, così stiamo tranquilli. E riprendiamo il viaggio di qua. Quindi di qua, di qua. No, Vito, piano piano noi ci accontentiamo che si avvicinano persone a cui piaccia parlare, se l'hai preso già attivato lo stesso. Ok, abbiamo imparato qualcosa per il futuro, Giamma. Va bene. A noi basta che si avvicinano persone che hanno voglia e piacere di parlare di questo settore a cui noi siamo particolarmente dedicati
con piacere, con rispetto e con comprensione. Se qualcuno si avvicina è bene, se non si avvicinano persone del genere, pure che ne siamo pochi, meglio pochi ma buoni. Allora, passaggio segreto, almeno ci abbiamo il passaggio in alto. Che colore ce la vogliamo? Quella di che colore era? Viola, se non mi sbaglio. La Sì, è Landlord. una delle stanze da letto, quindi sì, è Quindi, viola. visto che è anche rara, vediamo se ci esce la mandracata. Rischia il gusto challenge. Ah, Gnagni, Nanni. farugli. Gnoppa. Abbiamo due uscite almeno per quanto possibile. Allora, questa di sicuro è una. E a sto punto te le uso perché non ce l'hai chiesto proprio. Sì, meglio pochi va buoni. Se arrivano tanti va bene, ci fa piacere. E se ci arrivano complimenti sinceri e anche critiche costruttive, noi siamo molto contenti. Ma se arrivano persone che devono rompere i coglioni, parliamoci tranquillamente. No, ma preferiamo restare pochi, tranquilli e ci divertiamo. Allora, di qua ci ha chiuso perché è un... Scusate, tu come sei piazzato? Perdonami. Noi mo dobbiamo salire per forza sopra di qua. Quindi sì, Almeno stanza due 4. chiavi È quella dobbiamo al centro, sì. utilizzarle. No, non è sempre quella al centro. Cambia. È una delle tre, sì. Allora vai a sentimento. Ho dei buoni sentimenti? Dei sentimenti di merda, Gianmarco. Tu che sentimenti hai? 100. Gianmarco, tu hai dei buoni sentimenti. Me lo dicono spesso. Allora, a questo punto, Bacon and Eggs, che almeno è un'altra Ex chiave. Bebon. Un po' di energia. La morning per le gemme per domani e siamo a posto. Stiamo finendo le chiavi. Il cazzo, dove sta? Sta wait room sta veramente rompendo. Ah, è vero perché abbiamo le stanze a 4 aumentate. Quindi Mettiamo stanza con le gemme così, cosa buona. Ok, Gianmarco, andata bene. Allora, tu ti apri ma fai cucù te e non c'è niente. Sì, quella là se c'è nel modo giusto, anche amichevole e giovanile per divertirsi, noi l'apprezziamo e ci piace divertirci con persone così, ma se vengono quelli che vogliono prenderci in giro perché siamo di Napoli, perché io ho una certa età, perché Gianmarco è più giovane, per il titolo che stiamo facendo, per quello che diciamo, ci sono tanti altri canali al mondo, andate in giro, non rompete i coglioni, non restate qua. Basta soltanto che non si interrompa l'atmosfera celestiale che stiamo cercando di creare. Qui poi chi si avvicina è bene, ma se non si avvicinano non ci sono problemi. Allora, qui potremmo scendere, ma ci possiamo aprire tutta la zona di là. Guarda, il Gymnasium con due soltanto di energia lo accetto. Se riusciamo a disattivarlo pure, ottimo. Così, Caccia un po' di oggetti. Aspetta, caccia un po' di oggetti. io avrei fatto il locksmith, così prendevi un botto di chiavi. Allora, sei un set di gemme? No. Stiamo a prendere una chiave a 10. Una gemma a 3. Ci teniamo il restante dei soldi, caso mai mo ci riesce. Allora c'è la security. E la security ci rientra bene in questo modo qua. Innanzitutto entriamo al PC e mettiamo meno stanze chiuse. C'è in giro una gemma, 2 chiavi e 18 coins. Allora, che card system? Mettiamo a basso così a posto. E ci possiamo rifare un pochettino di stanze verso il basso. Giamma, questo e ce le facciamo tutte e due. Sì. Dovremmo andare a vedere anche se sotto mo si attiva qualcosa. Lo zico. No, vabbè, Giamma, là secondo me si deve attivare prima qualcosa facendo il giro giù. Allora, a sto punto noi abbiamo due possibilità. Di qua... Ok, questi qua alcuni non si possono girare. Allora, sarebbe stato buono questo per i soldi, ma vabbè.
Mettiamo questo qua e vediamo cosa esce. Ok, mezzo culo, mezzo gaudio. No, ma di fatti sono ragionamenti e cose che persone già hanno provato a fare e sono state un attimo allontanate perché davano fastidio il modo in cui volevano far sembrare che la mia età o quella di Gianmarco potesse essere un problema per quello che stiamo facendo. Quindi chi vuole disturbare la quiete pubblica che stiamo cercando di creare qui se ne può andare tranquillamente. C'è tanta concorrenza, ci sono tante altre persone in giro che lo fanno. Se non vi piacciamo, che dovete perdere tempo qui a questo punto? Aspetta un attimo, Gianmarco, che non mi trovo su una cosa. Ok, la stanza degli archivi. Ok, no, no. Dove c'è una stanzina segreta, qualcosa qui che non Magari, quadra. magari. Allora, il laboratorio di Dexter Uh, è il più grande della città. eh, Allora, ma cago dentro ai burroni. borsellino per i soldi, va bene. Borsellino so che è un personaggio di JoJo dovrebbe essere. Anche. Qui potremmo Borsellino. scendere giù. Ok, se esce la Breaker ci possiamo disattivare la palestra e ci abbiamo un passaggio gratuito a sto punto. Bentornato Setti. Welcome back, Settone. Allora, Setti, mentre non c'eri, penso che già non c'eri più, abbiamo trovato la regina come pezzo scusami, il re come pezzo della scacchiera. Ok, un po' di Ci risorse che manca ci fanno solo la bene. regina e poi possiamo fare la run per Allora, fare la scacchiera. Dove ora noi sarà? torniamo di Vabbè. qua. Dai, facci uscire la pool. Facci uscire la pool. Sappiamo come la dobbiamo fare, dai. Allora, non di qua devi girare ancora. Ed è di qua che noi dobbiamo uscire. No, Cetti, Cetti, ce la stiamo facendo un po' alla volta. Stiamo unendo culo a classe ed eleganza e tanto altro culo. Stiamo riuscendo a fare cose. Abbiamo risolto anche degli enigmi prima del tempo. Ne abbiamo avuto la prova prima. Senti, piano, piano e con calma riusciamo a farcela. Allora, a questo punto si rerolla perché possiamo prendere più stanze. È la drawing. Una bella drawing, non si mica male. Allora, c'è qualche oggetto in giro, qualcosa? No. Allora, tu di qua che cosa vuoi? Tu non stai bene in nessuno proprio dei due casi, ma proprio manco a pagarti. Quella costava 3 gemme, la Landlord. Sì. Se prendi il voto, se trovi la gioielleria potevi comprare oggetti sbrocco. Sì, li abbiamo trovati, Sì. Setti, ci siamo stati una volta. Mamma mia. Con i soldi... No, senti, in realtà nemmeno perché ci vogliono 80 per gli oggetti. Ne ci vuole un Ok, po' di questa ci più. può aiutare con le chiavi, va bene. No, Gianmarco, non c'è il doggo pettabile. Mo sta qua. Perché mo stai qua? Perché lui non c'è più? Si è invertito così. Perché qui non c'è una buca dove c'è sempre stata? No, Perché questo gioco ci cambia le carte in tavola? sempre. Va bene. No, quello sì, setti, però a questo punto in realtà stiamo cercando più di trovare Allora, l'ultima abbiamo cosa che capito ci alcuni manca. enigmi, come risolverli. Stiamo sperando che ci escano le stanze in un certo modo Per e forza. possiamo sbloccare un'altra cosa importante per la trama. Abbiamo capito come risolvere con l'acqua sotto, ma ci serve una combinazione specifica. Se tu e la cazzo di piscina non esce, non esce, non Prendi la esce. library, così che ci vediamo il libro per vedere la statua. Allora, a sto punto il 5 era quello dove l'avevamo visto, il 3 l'abbiamo preso l'altra volta, dobbiamo vedere il 4 la prossima volta. C'è oggetto, casse, qualcosa. Mango cornicione. Ernesto, Sì, sì. Ci dà tre possibilità. vai.
Cazzo di gemma. Mannaggia la miseria, mannaggia. Gioco, tu sei un figlio di buona madre. No, qui no. Allora, io ricordando i vecchi tempi, Dai, ti metto qui. metti la dark E ti lascio così, ma non ci entro dentro. Anzi, ci entro. Ti faccio spegnere, tanto c'è pure il lettore di schede là. Madonna. Allora. E proviamo di qua. Ultima chiave. Niente, non esce la piscina. Se non esce la piscina, questo non lo possiamo mettere. Gioco. Mannaccia tutti i frutti. tutti i frutti più uno. Gioco, sei un figlio di buona madre. Va bene così. Un cazzo, no? 2 gemme. Gemme non so male, però. 2 gemme. Non Allora, ci tanto esce la abbiamo lente, l'altro cazzo. percorso pure di là da fare, quindi possiamo muoverci un altro po', ma dobbiamo recuperare un po' di energia, quindi ci servirebbe la dining. Noi dobbiamo trovare se c'è un modo per poter disattivare l'effetto questo qui dell'archivio una volta attivato. Dobbiamo capire solo un attimo nell'archivio se c'è qualche indizio. Allora, di qua niente, che non abbiamo le chiavi. Facciamo di qua. Ce ne andiamo. Dark room, ma non ne parliamo proprio. Di qua era dove siamo andati prima e dobbiamo fare il giro per il Gymnasium. Andarcene di qua. Quale oggetto c'era? Lo zio, abbiamo preso qua. Non mi ricordo, aspetta, vediamo se possiamo fare qualcosa. No. Vabbè. Loro due, no. In nessun modo. Potevamo fare un paltello. Paltello non credo. Non è previsto dal regolamento. Una martava. Non credo, manco questo qua sia disponibile in game. YouTube che giocavo con i videogames dei Ghostbuster, quello lì vecchio, sì. Pure io ogni tanto quando ho la botta di retro gaming ci vado ancora a giocare a quello. Così Mi 3 rilassa. ci puoi provare? Ci provo. Ci ha purgato. Ci ha inculato proprio. Allora. Ok. Intanto manco la spazzatura. Niente, direttamente. Ah. Va bene. Allora, vediamo il documento. C'è Miss Babagia, Mr. Nogula. Oggi c'è qualcosa scritto là. Cix. È una C. T. Sì, Cix e T. E questo dove ci può servire, scusa? Oh, se è un indizio perché sei palese. O è la firma dell'autore della statua, ma non penso. Non è che c'è qualche zona tocchicchiabile tu, eh? Allora, tu sei anche una statua, a noi lì giù abbiamo delle statue. Io per sicurezza ti faccio anche foto perché non può mai sapere. Ah, è vero, aspetta, ho fatto il cambio, non ho cambiato la categoria, sorry. Grazie, Setti. Sorry. Domani vedo di cambiarmi gli automatismi sulla Stream Deck e mi metto anche l'autocambio di categoria, così mi ottimizzo un pochettino il tutto. Grazie mille, Settonzolo. Ok, aspetta, li devo cambiare anche. Ok, qua già l'avevamo messo sul titolo. Allora. Ecco qua, cambiato anche su YouTube. Per gli amici Franco. Ok, a posto. Allora. Thank you so much, Settons. Allora, a sto punto possiamo soltanto andare. A parte a fanculo. Allora. Qua però ci blocchiamo del tutto. Dobbiamo usare per forza il retro. Gioco però sta iniziando ad essere un po' cattivo, eh. Tacci tuo. Mettiamo questa dove perdiamo metà dei punti, ma ne abbiamo 15, quindi almeno ne perdiamo soltanto 7. Dining room che ci entra
per bene per recuperare l'energia. Oh, c'è una bella pizzella. A posto, sì, sì, con tanto piacere. La fornace non ce l'abbiamo, quindi va bene così. Non riperdiamo i punti, quindi ci abbiamo un attimino guadagnato. No, no. Non ci abbiamo gemme. Rischiamo con questa qua. L'ufficio. Qui già abbiamo visto che c'è il pedone qui. Già, ma questo l'avevamo segnato? No, lo zio. Questo è quello che ci mancava, lo zio. A posto, lo studio. Questo dovrebbe essere la regina in teoria. Faccio sempre confusione fra chi è re e Allora, chi è regina, lo zio. questo come si chiama in game? Con precisione, lo È lo studio. studio. No, ma Allora, forse questo è il re, quella era la regina, lo zio. allora inizia a segnare regina perché comunque sono diversi. Vai. Allora, Ce l'abbiamo tutti, lo zio. usando un po' i potenti mezzi dell'intelligenza artificiale di cui siamo forniti, ci fai uno schema su in quali stanze sono divisi i pezzi della scacchiera? Allora, eccola qua, Gianmarco, ce l'abbiamo davanti. Allora, anche un pochino più sistemata, così possiamo anche ottimizzare l'inserimento dei nuovi. Ti faccio anche, così riesci a vedere anche tu. Allora, se mi dai 2 secondi ti faccio un lavoro sistemato, così riesci a leggere anche tu tranquillamente. Allora. Allora, Gianma, questi sono quelli che abbiamo trovato. Sì. Così riesci a leggerli? Sì. Sì. Ok, allora, in base a questi, noi nella prossima run, perché questa a sto punto la facciamo finire a breve, Posso dire una cosa però? dici? Abbiamo fatto una marea di stanze, vediamo se ce le abbiamo le cose. Allora, però non ci abbiamo il banco. No, aspetta, quello ci possiamo andare sempre, è vero? E quello sì. Dovremmo solo vedere di uscire da qui. Ce la facciamo a fare con 24 passi? Aspetta, Gianma. A uscire potenzialmente Allora, penso di sì. 1, 2, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, chiuso. Questo Ah è no, il è vero, passaggio hai ragione, segreto. scusami. 8, 9, 10, 11, 12. A posto. Quindi, Però mi sa che già ci allora, vediamo un attimo le stanze. Allora, Alfiere, che stanza dei stanza dei giochi e attico attico ce l'abbiamo? No, mi sa di no. Nessuna delle due. Non possiamo più andare avanti. No, ci servirebbero delle chiavi e abbiamo 2 passaggi da aprire. E ci vuole la scheda. No, ma siamo chiusi, già. Per Sfizio, fammi vedere le altre. Security e telescopio, cioè, vabbè, comunque bastava uno, comunque ce l'abbiamo la security. Torre nel cavò. E il cavò l'hai aperto, se non mi sbaglio. L'avevamo aperto qua il cavò. O No, l'hai... qui No, l'abbiamo solo visto, ma non l'hai l'abbiamo aperto. skippato. Nel cavò c'è la torre. Penso ce ne sia pure un'altra da Ah, qualche aspetta, parte. regina, va un attimo modificato. Così differenziamo poi quando li vediamo da vicino, capiamo per bene quale Ah uno e no, quale ci un altro. mancano alfiere e torre. Ok, a questo punto ci dobbiamo solo chiamare la giornata, allora. Ok. Allora, aspetta, mi metto qua, inizio a far partire qui così nel frattempo. Aspetta, Andiamo lui avanti. Aspetta, no, devo fare prima un'altra cosa. Salviamo il file così abbiamo la versione nuova sempre disponibile. Va bene, va Ma bene. perché il romano? Abbiamo Francesco Ma che va ci ha fatto una attaccato! videochiamata, ha parlato in romano a Boh. modo suo e ha staccato.
Vabbè, perché no? Perché no? Allora, giorno 51. Principetti, stiamo un attimino mettendo in La riga. scacchiera c'è. Allora, abbiamo la maggior parte dei pezzi. Allora, dobbiamo capire sempre il fatto del timestamp fuori come Poi lo facciamo funziona. in secondo dopo piano. Mo abbiamo a risolvere la scacchiera perché mo abbiamo a risolvere sta merda. Io penso che comunque per arrivare al vero finale gli indizi li devi risolvere tutti per arrivare ad un certo tipo di Probabile. soluzione. Quindi se c'è un true ending o noi riusciamo a capire che c'è un vero finale e si punta a quello, ce ne freghiamo del tempo che ci potrebbe mettere. Se arriviamo proprio ad un certo punto cerchiamo di capire un attimo la situazione. Allora, se tu, a tal proposito, tu che sei più informato e ne sai più di noi, non per barare o per fare altro, noi abbiamo pensato di mettere tempo e data di gioco che troviamo all'interno di due stanze. Nella banca, nel cavò c'è la data in base al calendario di gioco e per l'orario c'è la stanza del Den che c'ha l'orologio, c'ha gli orologi. Stiamo ragionando correttamente secondo te? Che qua abbiamo provato a mettere varie cose come orari e tempo, ma abbiamo avuto dei problemi, infatti non si è ancora aperta. Comunque di cassaforti set ne dobbiamo aprire. Anche l'entrata a un orologio. Aspetta, dove? Comunque di cassaforti ce ne mancano almeno altre 3 da aprire. Più quella piccolina che non sappiamo Non come sappiamo proprio trovare dove le andare a password. parare. I documenti li stiamo vedendo. Ah, là, lo sì. Ah, proprio qua. Allora, Giamma, aspetta. Forse lo possiamo fare stesso mo. Ma la data come ce la ricordiamo? Lo sì. Facemmo ieri la battuta che era il 25 dicembre. Allora, mo che ore sono? Sono passati 2 o 3 giorni, quindi se proviamo un tentativo alla volta ce la facciamo. Come orario sono le 5, 6, 7, sono le 8:15 Sì. di mattina, penso. Quindi 8 am, 8 di mattina. Allora. Ah, ci ha fatto giustamente la trascrizione di quello che ci ha detto, caso mai non avessimo capito. Grazie mille, France, gentilissimo. Grande, Allora, sei fortissimo. Che flow. facciamo che sono passati. Ieri abbiamo fatto 2 run, quindi 25, 26, 27. Siamo al 28, al 29. Andiamo col 29. Deve essere un'ora in anticipo, quindi dovremmo mettere. Ti apri dalle 9, in modo tale che tra 7 minuti dovrebbe aprirsi se è il 29. Radiazioni ci sono? Al momento non saltiamo in aria, tutto a posto. Allora, tu per il momento niente, però abbiamo lanciato il comando. Allora, vediamo un attimo. Soldini presi, lì dentro lì abbiamo una bella rendita iniziale e stiamo tranquilli. Allora, workshop e oggettino. Laboratorio per iniziare con qualcosa e ci possiamo giocare la run per qualche potenziamento permanente. Ah, security già ci serve se vogliamo fare la cosa. Quindi, e la security che cosa aveva? Che era cavallo? Forse cavallo. Allora, aspetta, facciamo così, guarda. Cavallo, sì. Ecco qua, così sappiamo un attimo quale abbiamo messo al momento. Allora, poi se me lo ricordi domani ti faccio il pulsante per switchare rapidamente le cose se ti viene qualche idea. Allora, a questo punto di qua che cosa potremmo fare? Ci si chiuderebbe un po', però di là ci possiamo vedere di arrivare. Iniziamo a prendere bacon and eggs. Dai. Mentre di qua
puoi avere qualche oggetto buono. Martello, sì. Dobbiamo cercare di fare quante più Martello risorse serve. possibili. So come sapere che giorno è e se avete bisogno ditemi, io comunico. Ok. Ora vediamo se tra 7 minuti, per quando finiamo il sta run, abbiamo capito bene il giorno. Altrimenti ci dici sta cosa e ci fai capire come notarla senza problemi, senza imbrogliare, barare o quant'altro, e noi la facciamo la prossima volta per andare avanti. Che ormai l'abbiamo. Bigliettini sulla lavagna, là, non si scusa. Quella era la prima password che trovammo, che era chiuso Questo è in questi falso, giorni, però poi allora vai. qui che non funziona, qui che non c'è ancora niente. Allora, questa non ancora. Cappello, sì. Cappellonzo. Allora, noi dobbiamo però prendere e attivare questo qua, più la chiave. Qua non c'è niente. C'è il laboratorio che anche dobbiamo attivare, che poi non ci siamo entrati subito. Allora, possiamo fare. Posso questo. Dati a 2 sempre. Vai, Ok. per ridere. Ah, a saperlo conveniva prima venire qua. Vabbè, ho sbagliato io a fare il giro. Allora, possiamo andarci a prendere un attimo l'oggetto di qua. Niente poco di meno che la leva rotta, signor Gianmarco. La possiamo Mica scattare, cazzi. guarda. Allora, kitchen che vale come shop, e a questo punto abbiamo fatto l'esperimento. Quindi dadi a 2. Abbiamo guadagnato comunque 2 dadi. C'era qualcosa. Qui ti apriamo per il futuro. C'era una come si dice? 8. Ah, oggi li vendi pure qua, ok. No, non si toglie se lo riprendo. Allora, no, sta cosa è buona perché noi mettevamo sempre la stanza lì perché ci dava il bonus della morning room più una chiave. Però lo puoi trovare anche nella kitchen e ti dà lo stesso effetto. Quindi siamo Allora, gioco, aspetta, anzi perché mo giustamente non era la finestra attiva. Allora, di qua caccia la pump room. Vabbè, ti mettiamo qua e poi ti recuperiamo andando, almeno abbiamo una certezza qua in caso di emergenza. Oggetti, bella gemmina, vieni qua. Di qua. Vai. Buduara. Iniziamo pure ad aprire qua e vediamo un attimo. Peccato che non giri. Puoi anche retrovare se vuoi. Sì, tanto gli shop ce ne abbiamo ancora. La pala non ce l'abbiamo. Cioè, ma questo è da un po' che non ci andiamo. Andiamo a vedere pure che pezzo c'è dentro degli scacchi. Aspetta un attimo. Già scritto. La nursery? Aspetta, forse così. Sì, la nursery sì, già c'eravamo entrati. Ok, errore mio, allora, sorry. Allora. Però c'è Gemma che a noi piace. Però comunque quando ci facciamo le bedroom adesso abbiamo un modo di recuperare un pochettino più i passi. Allora, Natale è passato e qui non c'è l'albero di Natale. Qui c'è un'altra gemma. 12, 25. Entera. Ok. Allora, a sto punto in giro non c'è niente. Di qua non c'è nient'altro. Niente che possiamo esaminare o che ci dia un aiuto. C'è la Foundations. Foundation, ma noi non avere Palation. No, manco cornicione, ne. A sto punto. Un po' di Pantrenol, sì. Un po' di Bepantrenol. Bel Purtuallo che fa sempre bene.
Senti, mi fai una clip per piacere? Tu ti mangi un finocchio, va bene. Se avevi voglia, perché no? Grazie mille. Ti ho Ah, ma da detto... Francesco. Ah, grazie mille, Francesco. Stava No, per vi spiego perché prendo in giro sempre mia nipote per le arance, per i portualli. Le ho raccontato che dico in live di questa cosa e diciamo non ci crede tanto. Quindi io prendo la clip, gliela faccio vedere e mi faccio due risate. Allora, il compasso che punta a nord, ottimo. C'è anche la mappina del tesoro, ma ci serve la pala. Sì, sì, Per forza. sì, 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 sì. Sì, 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 e anche di qua. Gioco, eh? Non iniziamo. Ecco qua, gioco, gioco. Allora, la galleria. Ma questo è nuovo. Lo zio lo devi mettere. Mi dispiace. Qui c'è un altro puzzle da fare, lo zio. Salve. Allora, tic, toc. Allora, già, ma qui dentro c'è qualcosa di bello. Mo amma capì, per capì amma capì. Sino che capim, capim, cioè, diceva Carlo Bucci Rosso. Quindi mo cerchiamo di capire in questa stanza che cosa dobbiamo fare. Allora, partiamo dalle cose semplici. È una bella stanza, nuova, nuova. Allora, acrilico olio su tela, va bene. Tic, che non è un indizio. Dobbiamo scrivere delle cose qua vicino. Frollo. Franz. Rat. Ah, già, ma le Sono parole che rebus, lo sono, zio. le parole che sono nascoste all'interno. C'è una T qui. T, C, K. C. E uno è fatto. È successo qualcosa? Li risolviamo tutti. Un attimo di tranquillità e facciamo tutto. Allora, qui al massimo leggo uno stop. Quanti spazi c'hai? 2, 4, 6. Allora, questo lasciamolo in sospeso e vediamo prima gli altri. Togliamoci quelli facili. Obiettiva. Objective 2, 4, 6, 7. No. Genuveri. Leggo sulla bottiglia. Sì. Allora, vediamo se si può fare. C'è una G. No. Se magari è veri genu. Aspetta, veri. Buona sedia, quello. Poi quello buona sedia. Genu. No, No, aspetta, veri però ce lo fa mettere. Quindi sono. Dobbiamo dare i nomi alle opere. Gen U Monster Hunter Generation Ultimate. Sì, Francesco. Allora, tu c'hai tante parole. 2, 4, 6, 8. Non ce n'è una da 8. France, dai, che ti piace fare gli enigmi, dacci una mano anche a noi, dai. Stanza nuova, bonus nuovi, cose nuove. Dacci una piccola mano, dai. No, fammi un attimo i quadri. Sono i 7 peccati capitali quelli, sì, quindi non va uno in particolare qui. C'è neanche qualcosa, un cartellino che ci dica, oh, guarda, però penso che l'indizio palese e lampante sia questo. Per farti capire, devi trovare delle parole da mettere qui dentro qua. E pian piano sono sempre più difficili. Guardami le cose qua un secondo. Ok.
Non le abbiamo viste in altre parti ste opere, quindi non conosciamo i nomi precisi. Magari li dobbiamo trovare da qualche parte e solo dopo possiamo completare sta stanza. No, sono rebus questi dozzi. Quindi vanno risolti Vanno immediatamente risolti qua qui. dentro. Quando è che ci va infinito? No, non c'è proprio la... No. Guarda, è la cosa più stupida, però ci voglio provare un attimo se... Volevo mettere gluttony, che era la parola più grossa, ma non c'è la seconda come L, quindi non può essere quello. Qual è il motivo per cui... I chiodi dell'infinito? Dopo i guanti dell'infinito? Questo è un teaser di un nuovo film della Marvel, no? Forse qua dobbiamo scrivere in inglese. Sì, che questi sono rebus. Questo è proprio un rebus, c'è una P lì ad indicarti carretto con la P, poi mela e tutto varie cose. Senti, non penso che riusciamo a farcela mo in questa stanza. Ci manca qualcosa. È qualcosa di specifico in inglese. Quindi noi non abbiamo delle conoscenze, però il gioco può essere terminato anche da chi non ha delle conoscenze, quindi magari c'è qualche indizio in qualche stanza che non abbiamo ancora visto che ci potrebbe dire le opere di questi No, quadri. questo non esce cadendo. E ok, e quali parole mettiamo? Cioè non abbiamo avuto neanche un check che abbiamo fatto bene, l'unica che ci sembra sicura. Attivare, se si deve sentire qualcosa, si deve attivare qualcosa. Quando le fate tutte e quattro si tolgono le teche e ti danno il forziere. Te ne accorgi in automatico. Però non c'è un check per ognuno che fai per dirti hai fatto bene o hai fatto male. Le devi fare tutte e quattro insieme. Poi se riusciamo a trovarne almeno una e sentiamo una cosa di diverso. Io al massimo posso fare così. Però sono troppe combinazioni di parole e di cose. Se un Piren, non penso che quest'opera si chiami il Piren solo perché c'è la P qua. La dobbiamo tenere un attimo da parte questa qua. Ma allora, però ci chiudi, bastardo. Mettiamo il Gymnasium, che non ci ha dato manco le scarpette però stavolta. Va bene così, va bene così. Allora, Parlor e andiamo a lui. Sono altri oggetti, non c'è niente. Allora, Gianmarco disse il blu, le gemme ce l'ha, chi dice una bugia. Dice il bianco, la blu dice una bugia. Dice la nera, la bianca dice una bugia. Dai, ma non avevi, ma come hai fatto a dirlo prima che arrivassi? Io trasto il settone 7-1. Settone. No. Settone. E tu mi frega di tutte le certezze della vita così. No. Settone. E settone. Questa è una conseguenza delle azioni che sono accadute poc'anzi. E ma adesso l'abbiamo pigliato in der Q. Avevamo notato, Setti, che avevi scritto subito la nera. Allora, puoi togliere dalle tue super abilità l'essere un genio nel risolvere in maniera ultra rapida dei piccoli enigmi. C'hai tante qualità, lo puoi fare col giusto tempo in maniera rapida. No, Setti, no, no. Al momento no. Migliora le tue abilità e forse un giorno potrei usare questa cosa. Mo no, evita. Anche perché due gemme ci facevano anche comodo, quindi però noi siamo felici di esserci fidati di te. Godo, tu poi giustamente che sei pezzettino di Grodol, godi delle nostre disgrazie mentre stiamo cercando di battere un gioco in maniera legale e divertente. Perché sei lezzo, quello è un altro discorso.
No. Allora. Facciamo un ripassino. Ma nello stopwatch non l'abbiamo mai trovato, Giamma. Era quello là. No, Giamma, no. Stava mi pare sempre nella cosa, così. Repellent spray. Lo spray che ti toglie le cose dalla pool per una settimana. E quando ci suscitano queste qua? Dove cazzo stanno? Assolutamente no. Qui non c'è niente. Godo che vi siete fidati ciecamente, a me cacate il cazzo. Boh. Perché Setti ci ha dato dimostrazione di meritare. Mannaggia la Tu sei una puttana. grande zoccola, te lo devo dire, Ma che stanza. gioco di merda. Ti stiamo cercando in run con 80 e 110 monete e non esci qua con 10 ti presenti. Ma tu c'hai proprio, Vediamo guarda. se c'è una... Ah, perfetto, c'è una... Ovviamente sembra una stanza che non esce mai. Vabbè, già, ma metti in caso d'emergenza, noi No, ce le sì. segniamo tutte. Per carità. Allora, Mo pigliatevelo in culo. Sì, ma non questo ha è il senso, Francesco. bookshop. Noi siamo contenti che il 7 abbia deciso il nostro destino. Magari per questa scelta faremo qualche altra cosa e vinceremo ancora di più la live. E lì saremo noi a godere e non tu. Magari la sorte ci darà contro, chi lo sa. Pezzo di fronte. Scopriamolo nelle prossime puntate. Allora, vediamo un attimo nel dettaglio qui a questo punto che cosa vendete. Io sto ancora mangiando il mio finocchietto. Vai, Setti. Senti, quanti cazzo di finocchietti stai mangiando? Cioè, o era uno lungo o ne hai preso un altro, perché sto mangiando un finocchietto e una cosa, sto mangiando due finocchietti. Viziosello che non sei altro. Sì, vizioso. Andiamo a Napoli. Vai, Sì, poi... venite. No, vogliono fare una rivoluzione. No, ragazzi, rivoluzioni no, Francesco si troppo sta stancato. mangiando il pollo. Bravo, Francesco. Fai finta di mangiare come i palestrati. Bravo. Ma stai mangiando il pollo perché ti ricorda il tuo passato operaio prima che diventavi ultradirigente, quindi stai facendo un ritorno alle origini, Francesco. Pippo Baudo, per forza. Allora, la piscina non è uscita perché la sorella fa sempre quello di qui sopra. Allora, Scelterati, Volo. quindi, Quello ha riscattato un mais. ragazzi, ancora lo devo aggiustare. Ragazzi, sono giorni impegnativi e difficili, ma a breve le cose cambieranno. Si spera, se si continua così. Quindi domani lo aggiusto, promesso. Aspetta un momento. Aspetta. Cosa vuoi? Che cosa vuoi? Fai vedere Enzo. Cosa vuoi? Il pollo, vabbè, ma t'ho detto perché ti ricorda le tue origini operaie, cioè perché stai mangiando pollo? Senti un operaio? Sei. Ok. Finito il finocchietto, ora mi mangio il resto della parmigiana. Senti, ma tu hai molta fame allora? Quello era un antipasto, scusami. Quello era il gioco di prima, Francesco, siamo contro il principe. Schedule one l'abbiamo già fatto, Francesco, però ormai è un po' tardi. È un po' tardi. È tardi. Come sempre arrivi in ritardo. Sono stato scammato pure oggi, sì, quello, sì. Vabbè, Francesco, ci vediamo in chat, perché mi hai Ma invitato allora, in non lo chat? utilizzare più, aspetta che ti dico io che attivo. Va bene, no, va bene. Oh. Quando escono robe nuove, le provo. No, c'ho già il programma sotto e che sono cambiate alcune cose di lavoro, quindi ho dovuto cambiare tutti gli orari, eccetera. C'ho il programma sotto che apro tutte le mattine, ma sto un attimino ottimizzando queste cose di lavoro per, dico proprio la verità, guadagnare di più e stare un attimino più tranquillo in generale. Cosa hai detto, Giamma? Scusami? Ah, ok. Mo appena mi riesco a liberare che mi setto con i nuovi orari di lavoro, mi apro il programma là, mi vedo perché sta cosa non funziona, ma penso che la devo solo aggiungere alla live e la utilizzate normalmente più le altre che già sto pensando e vediamo un attimino come fare. Non le ho spiegate neanche a Gianmarco perché gli voglio far vedere prima questa qua e poi ci aggiungiamo le altre senza problemi. E
Già ce ne sono impostate un bel po'. Poi possiamo farci anche quelle personalizzate. Quasi 37k, no? Ne possiamo mettere un bel po' a quanto mi è parso di capire. Il programma c'ha pure comunque cose a pagamento. Vediamo come ci troviamo, vediamo quanta è la spesa, eccetera, eccetera. Se c'è la possibilità per fare qualcosa di diverso e fatto un pochino più divertente, con molto piacere. Allora, possiamo mettere la pull. Già è un requisito. Allora. Gioco, non fare lo stronzo. Gioco, sei stronzo. Però, allora. Cucuzza è tutto il cucuzzaro. Deve uscire prima, va bene. Va bene anche così, Gianmarcone. Se facciamo 25 monete, lo giri, poi lo compriamo, Fidaran. Fidaran. Gioco, tu sei stato molto cattivo. Però devi tornare prima in quel cazzo di stanza enigma prima di chiudere. Ragazzi, tutti insieme dobbiamo capire come cazzo si fa. Allora. Giammo manda foto della zazza. Ti posso mandare la foto delle palle, Francesco, se vuoi. Allora, la stanza lì è... Ok, ha detto Setti, forse ha capito. Fermi. La gallery. No, aspetta. Noi iniziamo ad andarci, aspetta. Allora, noi siamo passati per di qua. Sì, perché abbiamo fatto il giro opposto. Allora, aspetta, Settoni, inizia ad andarci. No, quello non è vero. No, quello... Ma non ti preoccupare, vai tranquillo, anche noi siamo... duri anche noi perché non abbiamo capito se c'è qualche indizio o altro, quindi se ci sono suggerimenti e da una scelta di idee riusciamo un attimino a capire e a passarlo, tanto di guadagnato, anche perché penso si sblocchi qualcosa di un attimino bello pieno, soprattutto la prima volta. E vedi, è quello il fatto, quello. Sarà pure vero che tu magari sei duro, ma i tuoi amici napoletani ti stanno chiedendo aiuto e tu qui non vuoi cadere. Qualunque idea ti viene in mente, ditela. Ecco qua. Allora, ragazzi, ragione. Finora ha funzionato il sistema così e piano piano all'inizio non sapevamo come girare, ma adesso ci muoviamo con libertà. Partiamo da questo. Allora, io già ho pensato il premio, se Settimo adesso ci dice le cose. Ragazzi, volevo far vedere. Francesco, guarda la live, guarda Peppino oggi al Comic Con che maglietta mi ha preso. Aspetta. Si vedrà invertita, però si capisce. Mo dite voi. Dite. Se avete visto qualcosa. No, penso che si è visto perché ero centrato. Ok, grazie mille Francesco. Fai vedere quante lettere ha quelle dell'infinito. Quella lì dell'infinito ce ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma non so, si sarà andata a prendere una pizzetta a portafoglio là fuori. No, non so. Fateli girare in libertà. Tu fatti ora dici, mi scusi, sono Francescone. Posso fare un fotone? Vedi che cosa ti rispondo. Non ho idea di chi sia, forse qualche autore, però penso così. Magari Beh, uno prova a chiedere, dici, salve, sono Francescone. Vedi l'effetto che fa. Sputano in faccia, probabilmente. Ma perché è Francescone o perché non lo conoscono? Ok. Mankind. Allora, vediamo subito se c'è la M. Il director di Dragon Quest. Ok, vabbè, potentissimo. Non c'è la K, Settone. Non c'è la K.
Non c'è la K in nessun modo. Allora, sono i 7 peccati capitali, l'infinito e dei chiodi. Un senso ce lo deve avere. Allora, basiamoci su questo che è il primo. Questo è quello là più facile perché c'è proprio una parola scritta così. Cerchiamo di capire se per caso abbiamo sbagliato questo e facendo qualche altra cosa. Ticket delle manette. Noi dovremmo trovare qualche giornale o qualche rivista che parla di queste opere e ci sono i nomi corretti sopra. Non penso onestamente così. Allora, ditemi un Io penso modo che per sia un capire. rebus. Bisogna capire però come i rebus, come si risolve. È in inglese. Quindi il problema sta soprattutto nel fatto che lo dobbiamo risolvere in inglese. Questo magari ci può pure stare. Io ti dico che le soluzioni sta in uno dei libri che dobbiamo comprare in libreria. No, adesso c'è una cazzo. Che questa, essendo una stanza degli enigmi che c'ha il puzzle, ogni volta che entreremo qua dentro e la troviamo ci saranno quadri diversi. Allora, Giamal, le stanze quelle là, la prima volta quando ci entri, si attivano in modalità 1, quindi Sì. hanno una modalità Sì. per farti capire. Sì. Poi dopo fanno le altre. Sì. Quindi mo noi dobbiamo capire, qua mo ci deve essere qualche indizio o qualche ritaglio da qualche parte che ci dice per fare la stanza della Se galleria. stanno nella stanza, così. Sì, però ogni stanza, soprattutto le nuove, ha dei documenti e delle cose che ti danno degli indizi su come svolgerla. Quindi un indizio, un documento, qualcosa che ci mette sulla via per capire il rebus, c'è, lo dobbiamo trovare. Non credo stia in giro. Dobbiamo... Non penso. Già, ci sono altre stanze ancora da fare. Io non Dobbiamo penso. ricordarci, dobbiamo ricordarci semplicemente questi nomi. Innanzitutto dobbiamo vedere se sono gli stessi autori. Manson noi l'avevamo già letto come nome. Chi mica si ricorda? Allora, teniamo d'occhio sto nome Manson. Se troviamo qualcosa relativo a questo, ci dobbiamo un attimino... No, di qua non possiamo andare da nessuna parte a sto punto. Ah, aspetta. Pensieri, perché Francesco? Su quale, Francesco? Soprattutto in realtà. Dici quale, aspetta, mi metto qua. È uno di questi due? Oltre per dimostrare la mia gratitudine verso di voi e del vostro popolo, vorrei recitare un famoso intellettuale. Forza Napoli sempre e casquata podia non perdere mai, qualsiasi cosa significhi. Possa il Napoli non perdere mai. Francesco, dici quale? Anche perché poi aumentano di lettera da qui a salire. Quindi il primo da fare dovrebbe essere questo, ma in che modo? Proviamo qua, forse diceva qua, aspetta. Non c'è lo spazio. No. Prego signor quello. Quello da 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi questo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora. C'è proprio la T qua, Francesco. Vedi? Ha fatto la stessa cosa di ieri. Non è entrato e uscito. Non lo faccio. Vedi? Risposta. Capita. Capita. La prendi tu o lui, io non voglio sapere niente. Sempre qui, Francesco. Quello da 6 è Ponder. Che sì, è una parola, ma mi fa ridere detta da lui. Francesco, aspetta, ne hai preso uno. Francesco, ne hai preso uno, fermati. No, però, Francesco, come ci sei arrivata? Cioè, su che ti sei basato? Devi fare un anagramma con le lettere che ci sono dentro.
Fammi vedere il quadro da 5. 336, questo è quello da 5. Obiettivo attuale, realize. Realizzare l'obiettivo. Ok. Unica parola da 7. Vabbè, allora devi andare Ok, in Franci, prosecuzione. Franci, continua su sta linea, dici dove andare e quello che dobbiamo mettere e ci fidiamo ciecamente di te. Quindi, mo, prima di incarrare, vedi Ponder a quella 6? Questo qua. Ponder. Ah, si sono Rebus, appunto. O. Da. I. K. V. A. Ponder. Ok, no, allora erano tutti qui. Quindi per ogni coppia di 2 ti sblocca un obiettivo. Più lento la Ok. prossima volta. Vabbè, noi già abbiamo fatto, grazie mille. Tink quello da 5. Questo qua, ok. Non era Tick ma era Tink. E a sto punto questo. Ok, ci siamo pure colorati. Sì, siamo proprio perfetti. Quante sono? 8. 4 e 4, 8. Sì. Quindi ci sono stanze che si aggiungono forse dopo 8 giorni, che questa a noi non c'è mai uscita. No, non lo so. E non l'abbiamo neanche sbloccata in qualche modo prendendolo e Non quant'altro. mi pare proprio. Dai, Francescone, fai il miracolone, dai. Impossibile da No, azzeccare. Francesco, allora, Francesco, noi ti abbiamo dato fiducia. Concentrati un attimo, con calma, infinito. Vediamo un attimo se ci entra. Vediamo se c'è innanzitutto. Devo essere un vocabolario in inglese Zanichelli, quindi è un cazzo di guai, No, non ora. c'è proprio la lettera I, quindi no. Prova Humanity. Settone, forse mi sa che... No, Settone era un'ottima idea, ma no. No, Settone è... Stava entrando tutta, ma non è questa. porco disco. Che vizi organizzati e quello è 8. Effettivamente questo è vero. Ma io non li so fare i giochi di parole in inglese, ragazzi. Come cazzo si fa sta stanza così? Ecco. Allora, Humanity non può essere. Mm. No, si scrive quello che noi mettiamo come nome qui alla fine. Cioè, gli diamo noi il titolo all'opera. Tristezza. Sono 7, oggi non ci va. No, questo è da 8. Quali lettere Realizza. inizia? Fagli vedere No, e tutte le non... fagli Allora, vedere ci che ci abbiamo. abbiamo, partendo dalla D, una G, una H, una L, una M, una N, una R, una T
Abbiamo queste qua. Aspetta, e qui si muove, Francesco. In che senso hai mezzo citato? Rumenighe? Rumina... Ok, È il peccato che manca. Ok. ok. Perdonatemi, tradotto che baricera. Scusate proprio dal francese. Oh, 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 oh. Gianmarcone. Che cos'è il rum Gianmarcone, molto? aspetta, questa mo la possiamo usare per fare una cosa. Aspetta, aspetta, aspetta. Se funziona come la chiave del giardino, se no gli dico, senti, apri questo. Dai, gioco, dai. Dai, Tutte le gioco, parole sono legate al pensare. No, onestamente, ragazzi, non è per me sta roba. dai, gioco. Pensare sottovoce. La stanza numero 8. E noi non l'abbiamo mai vista la stanza numero 8. Allora, aspetta, aspetta, forse la pool ce l'abbiamo. Ci abbiamo due di questi. Ah, stanza in 8, ruminate. Maro, no, è infattibile, raga. Totalmente infattibile. Salve. Oddio santissimo. No, zio, questo non lo possiamo mai fare. Mo. Allora, intanto ce li fa prendere. Ok, ne puoi prendere una alla volta. Sono i peccati e li devi mettere a posto. Col cazzo che se non sai l'inglese non lo finisci, no, quella parte là no. Ah, perché sei uscita adesso? Allora, ragazzi, qua ci dobbiamo mettere con calma, tutti quanti. Facciamo una bella serata tranquilla e Ma serena. quando ci esce? Allora, sta chiave la dobbiamo prendere là. Mo forse sarà diventata più comune. E magari riusciamo a trovarla. Si può uscire? Sì, però io a questo punto l'ho giocata, già ma per portare la run a casa. Ci ha purgato. Allora. Grazie, grazie. Ah, sì. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Gentilissimo. Anzi, se ci mettiamo ce la facciamo in pochissimo. Vai un attimo, Rozzi, vediamo quanto ci mettiamo. Ok, allora Facciamo sta aspetta. prova. Poi perché sei uscita qui col generatore e altrove, no? Allora, questo. La somma dei miei peccati è un numero fra la stanza in cui siamo. Mm, Che cazzo è? Vanity. questo qua Vanity. Prova. Last Vanity, Vanity. No, Mundanity. Mundanity. Forse è questo. Solo un attimo. Ok. Vediamo un attimo se per caso fa qualcosa se lo metti nella posizione corretta in automatico, tipo che si fissa. Che bastardo oggi sto gioco. Francesco, attivati anche tu, dai, fateci fare quest'ultima cosa, raga. Su, attivatevi. Portiamo il risultato a casa stasera. Niente. No, si blocca così. Perché l'8 è peccato. Allora, aspetta, andiamo per esclusione. Fammi rileggere. Allora, aspetta. Poso questo ed è qua davanti. C'è un 8 nella stanza. La somma dei miei peccati. È scritto un numero fra
sarà la stanza in cui siamo. C'è solo un 8 in questa stanza, quindi lui sta indicando un 8. Quindi se è l'ottavo peccato, qual è l'ottavo peccato? E lo mettiamo in quel posto Ruminate qua. là, ma qua mi sa che sono 7 da sì. E sarà l'8. Quindi dove lo mettiamo? Cioè, da che parte? Da Ubris. Metti gli altri, ok, allora, vediamo questo sotto. Ok, nel suo peccato c'è una N, quindi lui sta solo Allora. in quelli con la N. Può stare qua, non qua, non qua, Glattoni qua sì, qua no. ed qua no. Envy. Ok. In 3. Iniziamo a mettere su Envy questo per esempio, partiamo da qua. Ok, così ce lo togliamo un attimo Vai, da prossimo. mezzo. Allora, vicino al Finn, che cos'è mo il Finn? Finn mo adesso è uno degli animali. Nel caso hanno letto loro ci penseranno Allora. gli altri. Ok, il peccato che gli sta vicino è scritto stretto per farcelo entrare tutto. Quindi probabilmente Mundanity, lo zio. O Glattoni o forse più Mundanity. Quindi se no, non qua. Vicino, quindi Ok. dovrebbe stare in quello a fianco. Ok, facciamo un tentativo, vediamo se no poi ce lo facciamo con calma la prossima volta, anche perché sono un bel po' di statuine. In the tail of the skin. Vai avanti. Stavo leggendo questo e mo non sto capendo un attimino dove potrebbe andare. 1 minuto 10 nel den, saprai a che bin appartengo. C'è qualche indizio nel Den che ci dice lui che cos'è? Anzi, cioè, poi non so a te, guarda. No ragazzi, questo non è un enigma da fare con calma, questo qua. Quindi C'è una lettera uguale di qua e di là, quelli ai suoi lati. Ok, vediamo l'ultimo. Sì. Quello sopra. Sto verso la fine. Quindi verso destra. No, è tutto un ragionamento logico di posizionamento da fare. Vabbè, questo si deve fare con più Allora, calma. stacchiamo la run, perché tanto niente potevamo fare, ma abbiamo comunque preso una stanza nuova. No, questo sì. Il principe toglie, il principe ci ha dato un altro bel cavolo da fare, però abbiamo trovato tutti i pezzi della scatoletta. Quindi nei prossimi giorni vediamo un attimino di fare tutto questo. Allora, ragazzuoli belli, buonanotte, noi ci vediamo domani. Grazie mille per la serata. Buonanotte a tutti, ragazzi.